Una buona giornata, ben ritrovati, buon lunedì 2 ottobre a tutti. C'è tanta cronaca anche oggi in questa prima edizione di Antenna 3, in questa giornata con la festa dei nonni, tra l'altro, che si festeggia proprio oggi. Allora anche dalla nostra redazione naturalmente l'augurio di buona festa a tutti i nonni che sono, lo sappiamo tutti, un preziosissimo patrimonio per il nostro paese, per le famiglie e per i loro nipotini. Allora, ci collegheremo tra pochissimo con il nostro Christian Arboit perché abbiamo da dare conto di un incidente in cui ha perso la vita ieri sera a Sernaglia della Battaglia, siamo in quartiere del Piave nella Marca Trevigiana, un 57enne che procedeva lungo la strada ed è stato trovato riverso nel fossato con una ferita alla testa. L'ipotesi è quella di un'auto pirata, ce ne parlerà tra pochissimo il nostro Christian Arboit. Prima però di cominciare con i servizi e con i collegamenti da tutte le nostre redazioni, vi ricordo quello che è il quesito del nostro sondaggio di oggi. È lunedì, questa sera dalle 21:15 come sempre l'appuntamento con Ring. E allora quest'oggi vi chiediamo la vostra impressione in merito al trimestre anti-inflazione che il governo ha avviato attraverso un accordo con le categorie, con gli operatori economici. Spesa con bollino anti-inflazione. Avete risparmiato? Vi è già capitato di andare al supermercato? L'avete già sperimentato? Avete già visto qualche novità? In realtà poi anche i colleghi ci spiegheranno che c'è chi si sta ancora attrezzando in questo senso, sta ancora mettendo in atto tutti i dispositivi per scegliere i prodotti, indicare quelli che sono i possibili sconti, insomma dare avvio concretamente a questa iniziativa, ma come sempre vedete in sovraimpressione i numeri per risponderci di sì o di no a questa domanda. Allora, avete già risparmiato? Ci auguriamo naturalmente di sì, ma ce lo direte voi, e poi come sempre l'esito questa sera nel corso di Ring dalle 21:15, lo sapete, in prima serata con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Allora, in attesa di Christian Arboit andiamo sull'altro incidente mortale di cui dobbiamo registrare la cronaca oggi. A Campo San Martino siamo nel Padovano, lungo la Valsugana, dove nell'impatto tra una moto e un autobus ha perso la vita un 32enne bolognese. Uno schianto terribile con il motociclista sbalzato a terra e la moto che prosegue la sua corsa per fermarsi dopo qualche centinaio di metri. Alessandro Ravani, un 32enne di Calderara di Reno, in provincia di Bologna, è praticamente morto sul colpo, tanto che il medico del SUEM, arrivato prontamente sul posto, non ha potuto che constatare la morte del giovane. È avvenuto lungo la provinciale 47 Valsugana, a Campo San Martino. Lo scontro tra la moto e il lato sinistro di un autobus è stato fatale per il motociclista. I vigili del fuoco, accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre intervenivano i sanitari del SUEM per soccorrere anche l'autista dell'autobus e i due passeggeri a bordo, tutti illesi. La strada è stata chiusa per alcune ore al traffico, con ovvi disagi per la circolazione, mentre i carabinieri di Piazzola sul Brenta effettuavano i rilievi. E poco dopo l'alba di ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche lungo l'autostrada A13 tra gli svincoli di Boara Pisani e Monselice per il rovesciamento e l'incendio di un furgone con il ferimento delle due persone a bordo. I pompieri arrivati da Este e Rovigo con 2 autopompe, un'autobotte e 10 operatori hanno spento le fiamme del furgone che vedete in che condizioni era ridotto. Trasportava taniche di olio alimentare. Le 2 persone ferite sono state prese in cura dal personale del SUEM 118 per essere trasferite poi in ospedale a Rovigo. Sul posto la polstrada e gli ausiliari autostradali. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo alcune ore, intorno alle 8:30. Andiamo alla Guardia di Finanza adesso perché il comando provinciale di Venezia e le polizie locali delle principali località turistiche della provincia di Venezia hanno intensificato i controlli nei confronti delle strutture ricettive extra-alberghiere allo scopo di individuare quelle irregolari, abusive o non in regola. Non solo
con la disciplina regionale ma anche sotto il profilo fiscale. Tra luglio e settembre 2023 sono stati eseguiti 275 controlli con sanzioni amministrative per oltre 675.000 euro. Nello specifico sono state individuate 76 strutture completamente abusive per aver omesso ogni tipo di comunicazione prevista. 28 di queste sono tra centro storico, Lido e Burano, 10 nella zona di Mestre, 21 nel comune di Jesolo, 4 in quello di Cavallino Tre Porti, altrettante 4 a Chioggia, 6 a Eraclea e 3 a Bibione. Questi i numeri di questa operazione di cui avete visto le immagini. Allora vediamo se è già collegato il nostro Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto in diretta da Sernaglia della Battaglia. Io lo vedo, direi di dare subito la linea a regia perché è anche in un punto abbastanza pericoloso. Buongiorno Cristian. Buongiorno Lina, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo sulla strada provinciale 34, l'arteria principale, quella che collega, per intenderci, Sernaglia a Vidor. Qui le auto, i tir continuano a sfrecciare, stanno passando adesso anche i carabinieri tra l'altro che si stanno fermando perché ovviamente la ricostruzione di quanto successo ieri sera in questo angolo della Marca è in corso. Si deve capire se quest'uomo 57enne marocchino sia stato davvero travolto e ucciso da un pirata della strada, da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Questa sembra la pista principale, perché che cos'è successo? Facciamo un passo indietro. È stato ritrovato quest'uomo, questo ciclista, questo marocchino che stava appunto passeggiando in bicicletta. Con lui a bordo aveva delle scope, era un commerciante ambulante, tra l'altro molto noto in paese. Questa mattina abbiamo parlato con alcuni residenti. Stava con ogni probabilità rientrando a casa, nella sua casa appunto di Fontigo, che condivideva con alcuni connazionali, quando qui ci sarebbe stato l'impatto. Uso il condizionale perché non ci sarebbe nessun testimone diretto. Quello che sappiamo è che l'uomo è stato ritrovato nel fossato, è stato lanciato l'allarme. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. Le lesioni riscontrate sul capo sono lesioni grave, lesioni profonde, compatibili per l'appunto con un investimento, e per l'appunto poi questo ipotetico investitore si sarebbe dato alla fuga. Quindi è caccia all'uomo sostanzialmente, con tutti i condizionali, come ti dicevo, del caso. Come vedi è un tratto molto trafficato, non è un tratto illuminato. I fatti sono successi ieri sera alle 9:30 e non ci sono videocamere qui in zona. Ho parlato poco fa anche con l'assessore alla polizia locale, alla sicurezza, Vanni Frezze. Mi diceva che non ci sono telecamere perlomeno puntate in questa zona. Siamo all'incrocio, lo vedete per chi conosce la zona, con il percorso naturalistico di Fontane Bianche. A questo punto ogni informazione può essere utile. I carabinieri stanno ovviamente operando, stanno sentendo le persone che ieri sera si sono fermate, che hanno prestato soccorso. A quanto pare questo 57enne marocchino, da pochi mesi a Fontigo, ma già molto noto per questa sua attività da ambulante porta a porta, stava zigzagando in questa zona e probabilmente è stato appunto travolto da questo pirata della strada. Chiaramente in allerta tutte le carrozzerie della zona, e appunto le prossime ore potrebbero essere decisive, come spesso accade in questi casi che troppo spesso ancora vi raccontiamo. Per il momento Lina, ti restituirei la linea dalla strada provinciale 34 con Nicoletta Rizzetto. Buon lavoro.
Grazie Cristian, buon lavoro a voi. Vedremo se ci saranno degli sviluppi naturalmente rispetto a questo caso, lo avete sentito, troppo spesso lo diceva anche Cristian, vi diamo conto di auto, veicoli che fuggono di fronte a episodi di questo genere, non ci stancheremo mai di ripetere naturalmente che questo davvero non è possibile, non è fattibile. Allora, noi andiamo avanti con la cronaca. Ringrazio intanto in regia Alberto Piovesana e Fabio Falliero per questa giornata. Vi leggo un'ansa battuta da poco di un'altra operazione della Guardia di Finanza con un operatore olistico di 68 anni che dal 2016 aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, risultando in questo modo un evasore totale. Lo ha scoperto la Finanza di Belluno, con questa persona che si autodefiniva un allineatore vertebrale, praticava una sorta di pranoterapia per arrecare al cliente un benessere mentale e fisico tramite flussi di energia tra chi la trasmette e chi la recepisce. Però appunto questo rispetto alla clientela che aveva numerosa, grazie a quanto pare a un considerevole passaparola e poi video e post sulle piattaforme digitali, presso il proprio domicilio e brevi contatti telefonici aveva circa 3.500 clienti rispetto a quelli che sono appunto gli approfondimenti della Finanza, dislocati su tutto il territorio regionale, in particolare Belluno, Treviso e Padova. Prezzo per prestazione circa 130 euro, riscosso in contanti come risulta dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni degli stessi clienti, e dunque appunto sconosciuto al fisco, è finito nel mirino della Guardia di Finanza. Ora andiamo a Paese, nel Trevigiano, torniamo sul caso del bambino di 11 mesi che è stato trovato di fatto morto dalle operatrici dell'asilo nel suo lettino a Porcellengo di Paese venerdì scorso. Il piccolo Alessandro Izzi, appunto 11 mesi appena, le maestre che avevano la responsabilità della sorveglianza del nido di Porcellengo saranno iscritte nel registro degli indagati. L'ipotesi potrebbe essere quella di omicidio colposo, ma tutto serve in realtà come atto dovuto a svolgere tutti gli approfondimenti del caso. Una comunità naturalmente in lutto. Ieri mattina durante la messa nella parrocchia di Postioma l'invito di Don Graziano a sostenere la famiglia ma anche le educatrici che sono comprensibilmente sotto shock. Siamo vicino anche agli educatori e alle educatrici perché non è facile in questi anni di educare e svolgere un ministero, chiamiamo così, di educazione e di insegnamento. Vogliamo essere vicini e incoraggiarli davvero. Grazie per tutto quello che fate. È una comunità intera, quella di Postioma di Paese, ad accogliere con un applauso sentito l'invito questa mattina dal pulpito di Don Graziano Santolin a sostenere e pregare per la famiglia del piccolo Alessandro e per le educatrici che venerdì pomeriggio lo hanno raccolto esanime dalla culletta in cui stava riposando. Chiede Don Graziano rispetto e silenzio anche per queste educatrici oggi sotto shock, cui solo l'autopsia, che presto sarà eseguita sul corpo del piccolo Alessandro, potrà dare una risposta. Don Graziano ha parlato con la maestra, insomma, che l'aveva in custodia, insomma, questo bimbo, e gli ha dato coraggio perché la maestra era proprio disperata, insomma, non aveva più voglia di andare a lavorare il giorno dopo. Quando succedono queste cose gravi non è semplice. Al circolo Noi, chi gestisce la struttura, è stato informato proprio da Don Graziano venerdì sera di ritorno dal pellegrinaggio in Istria con queste parole. L'ha dato da mangiare, poi come al solito poi l'ha messo sulla culla per farlo addormentare. Alle 3 è andata per riprenderlo, l'ha trovato senza sensi e ha chiamato subito l'autoambulanza. La mattina dopo la notizia si è subito diffusa in paese, lasciando sgomenti. L'ho saputo ieri sera da mio marito, loro non hanno detto niente a nessuno, giustamente era così, però io sono rimasta malissimo, anche perché proprio li vedo passare che mi salutano per i buchetti e erano tutti felici, quindi
un asilo che funziona benissimo. In mattinata, davanti al grande cancello della struttura di proprietà della parrocchia data in affitto per l'attività di nido, qualcuno ha appeso questo mazzo di fiori bianchi. Ieri il sopralluogo dei carabinieri, questa mattina quello della proprietà. Il sindaco Katia Uberti presto contatterà mamma Laura e papà Kevin. A ieri so che erano ancora ricoverati in ospedale, ovviamente la famiglia è turbata come siamo turbati noi amministratori, ma anche la comunità di paese. È necessario stare più vicino possibile alla famiglia, anche perché il dolore lo porteranno per tutta la vita, un dolore inconsolabile. Ecco, lo diceva anche la sindaca di paese Katia Uberti che abbiamo sentito in questo momento, un evento traumatico per la famiglia e la comunità, dobbiamo fare quadrato, dicono psicologi e amministratori appunto del territorio. È quel tipo di dolore che nessuna famiglia vorrebbe trovarsi ad affrontare, ma direi che nessuna comunità vorrebbe mai trovarsi ad affrontare un dolore così grande. Ed è necessario che ora tutta la comunità si stringa attorno alla famiglia per far sì che il dolore della morte non diventi a sua volta un dolore mortifero, cioè un dolore dal quale la famiglia non può più riprendersi. Per sopravvivere a un dolore così profondo come la morte di un bimbo di nemmeno 1 anno serve l'aiuto di tutti. Quello che deve avvolgere i genitori del piccolo Alessandro deve essere un abbraccio collettivo. Kevin e Laura non vanno lasciati soli in un vortice di angoscianti perché. Il rischio più grande è quando ci sono delle morti senza cause e che non si riesca a farsene una ragione e che in qualche modo si cominci a cercare dei colpevoli, che si cerchino fuori o che si cerchino anche all'interno. Quindi genitori in questa situazione lasciati soli possono farsi una serie di domande. Non sarebbe successo se io ero presente, lo avevo affidato alle persone giuste, quindi sicuramente hanno bisogno di contenimento da parte della comunità e giustamente un pensiero va rivolto anche a quelle educatrici che si sono trovate ad affrontare un evento di questa portata. Solidarietà alla comunità di paese, alle stesse educatrici, arriva anche da Roncade, decisivo il ruolo degli enti locali, dei comuni. C'è lo sconforto dei genitori che sono i primi chiaramente a vivere questa situazione terribile, ma c'è anche lo sgomento per esempio di tutta una struttura educativo formativa che deve continuare a svolgere il suo lavoro e pensate con che animo può farlo. La vicinanza è probabilmente lo strumento più forte che si ha in questi momenti e soprattutto evitare che appunto la comunità si disgreghi. Non è semplice, però chiaramente è l'unico strumento che abbiamo in questo momento. Davvero una tragedia immensa, poi nei telegiornali di questa sera vedremo ulteriori sviluppi di questa dolorosissima vicenda. Adesso cambiamo pagina, restiamo nell'ambito della cronaca perché ci spostiamo a Favaro Veneto dove vedo in diretta la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio perché c'è stata l'ennesima aggressione, in particolare a dei ragazzi durante una festa e caccia ai responsabili. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai anticipato, sabato sera qui all'interno di Forte Cosenza, adesso non possiamo entrare perché come vedete è chiuso con il lucchetto, dei ragazzi stavano festeggiando, trascorrendo insieme il sabato sera. Erano circa una decina di ragazzi. Solitamente si fa, come ci raccontava poco fa il presidente della municipalità di Favaro Marco Bellato, che è nostro ospite qui oggi nel collegamento, proprio perché così i ragazzi stanno in un posto sicuro. Però sabato sera così tanto sicuro non è stato, perché una volta che stavano ritornando a casa, quindi probabilmente lungo questa stradina, perché le bocche in merito a questa vicenda sono cucite, attualmente sta indagando la polizia di Stato e dunque mentre andavano a casa verso questa stradina sarebbero stati aggrediti da una ventina di ragazzi, per lo più extracomunitari, giusto Presidente? Sì,
Sì, buongiorno a tutti. Intanto si tratta di una struttura una struttura ricreativa che si trova vicino al centro di Favaro, a 1 chilometro circa, dove i nostri ragazzi dai 17 ai 20 anni vengono a trascorrere i sabati sera e fanno un po' di festa, c'è un po' di musica, così piuttosto che vadano in giro per il Veneto, lontano in macchina, che i genitori hanno pensiero e via dicendo, vengono qui e trascorrono il proprio sabato sera. Il posto dentro è tranquillo perché ci sono anche 3 genitori che vigilano, 3 genitori di ragazzi minorenni, però mentre stavano, alcuni ragazzi di 20 anni, mentre stavano rientrando a casa in bicicletta, sono stati fermati da un gruppetto di ragazzi costituito per lo più da extracomunitari. Dicono che c'erano dei ragazzi moldavi, dei ragazzi romeni e alcuni di colore, i quali hanno intimato a questi ragazzi di dargli il telefonino piuttosto che i soldi, le cuffiette e via dicendo. E poi qualcuno è stato anche malmenato, si riferisce che un ragazzo ha subito una distorsione a un polso, un altro ragazzo un colpo in testa, uno a un dente, insomma sono stati malmenati e salvo poi questi ragazzi scappare, è arrivata la polizia e adesso da quello che è stato riferito stanno eseguendo le indagini per capire di chi si trattasse. Ecco, tra l'altro questi ragazzi sarebbero anche stati minacciati di non raccontare quanto accaduto. Ovviamente utilizziamo il condizionale. Sì, ovviamente tutto che ci è stato riferito, però insomma non abbiamo dubbi, non dubitiamo su quello che ci dicono questi ragazzi, però ovviamente si tratta di notizie che vanno verificate e quel poco che sappiamo lo sappiamo perché ce l'hanno riferito i parenti, perché appunto sono stati minacciati che se avrebbero parlato sarebbe finita peggio, quindi evidentemente hanno anche un timore, una paura a raccontare quello che è successo. Ecco, è doveroso un appello, no, alla giustizia? Sì, è doveroso un appello alla giustizia perché credo che sia giusto che tutti viviamo in sicurezza, soprattutto i nostri ragazzi giovani, e quindi se da un lato è giusto chiedere che vengano incrementate le forze della polizia, carabinieri e via dicendo, dall'altro lato è importante anche che una riforma importante della giustizia che assicuri i colpevoli alla pena e che la pena sia certa e rigorosa, di modo poi che un domani che le persone hanno commesso dei reati, hanno scontato la pena, non lo facciano più. E questo lo chiediamo con forza al governo, che vengano fatte delle pene certe e sicure, perché è evidente che molte volte le forze dell'ordine ci raccontano che arrestano una persona e poi magari il giorno dopo che si è fatta solo una notte in carcere, viene liberata. È evidente che una notte in carcere forse non è abbastanza e comunque la riforma Cartabia è stata una riforma che è intervenuta depenalizzando molti reati che, se vogliamo, sono alcuni dei quali erano bagatellari, cioè di poco conto, però è anche vero che oggi come oggi una riforma della giustizia è necessaria e bisogna farla anche con urgenza. Leggevo stamattina che il ministro Salvini ha chiesto che venga fatta una riforma della giustizia. Siccome sono anni che sentiamo parlare di questa riforma della giustizia, dopo tanti anni è il momento di farla, quindi facciamo questa riforma della giustizia e incrementiamo le forze dell'ordine, pena certa, pena sicura, più polizia e più carabinieri in giro e più polizia locale in giro per i nostri territori, perché vivere in sicurezza è un diritto di tutti, quindi è giusto che tutti viviamo in sicurezza. Grazie al Presidente Bellato, l'ennesimo appello al Governo e dunque anche al Ministro della Giustizia Nordio. Qui da Favaro Veneto, da Forte Cosenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e Sandro Ponchio, grazie al Presidente della Municipalità che abbiamo appena ascoltato nel suo appello. Noi adesso andiamo a vedere invece cosa è successo ieri a Padova, perché è stata una domenica di tensione al carcere cittadino al Due Palazzi per 2 detenuti che si sono arrampicati sul tetto. Dopo aver eluso la sorveglianza si è arrampicato sul tetto della casa circondariale dove è detenuto. Non è chiaro se per protesta o per tentare una fuga. Quel che è certo è che l'impresa del detenuto ha creato il caos nel carcere padovano. L'episodio è avvenuto domenica mattina durante l'ora d'aria, protagonista un albanese. Le sue gesta sono state poi emulate nel pomeriggio anche da un altro detenuto di origine tunisina che si è arrampicato sul tetto per protestare, pare per una telefonata negata. Sul posto gli agenti della penitenziaria e il magistrato di turno che hanno avviato la negoziazione con l'intervento dei vigili del fuoco per far scendere i 2 uomini. Il primo detenuto albanese è stato anche trasferito in ospedale in ambulanza.
Andiamo a vedere adesso insieme l'home page del Gazzettino e quelle che sono le notizie che mette in primo piano il quotidiano del Nord-Est. Casa vacanze e B&B abusivi, controlli a tappeto, l'avete sentito anche prima, tra Jesolo e Chioggia, 6 milioni non dichiarati, maxi sanzioni da oltre 1 milione di euro. In primo piano c'è anche la tragedia di Paese, ve l'abbiamo raccontato gli aggiornamenti poco fa, il bimbo di 11 mesi morto nel lettino del nido, maestra sotto inchiesta per omicidio colposo, sequestrata la cameretta, la stanza in cui dormiva il bambino, compresi il cuscino e il lenzuolino per cercare di capire cosa possa essere successo a questo bellissimo bimbo. Belluno prometteva di allineare le vertebre con la sua energia, qui parliamo dell'operatore olistico di cui vi abbiamo dato conto poco fa. La finanza ha bussato alla porta del suo studio, visto il giro d'affari importante che gestiva. E poi il Gazzettino sottolinea anche che con il caldo estivo c'è stato anche in questo fine settimana l'assalto degli 80.000 a Jesolo, spiagge e alberghi pieni, ma negozi in realtà chiusi. E poi il ciclista di Sernaglia della Battaglia, quello che vi abbiamo raccontato poco fa con Christian Arboit, e l'idea, il progetto della regione portato avanti dall'assessore Elena Donazzan sul rientro degli eredi, dei nostri emigranti, degli oriundi italiani dall'estero per lavorare in Italia, pronti a tornare dall'Argentina per lavorare in Veneto, lo vedete, con Donazzan che dice contatti anche con il Brasile. E fin qui le prime notizie nell'home page del Gazzettino. Adesso andiamo nella Marca trevigiana, che è ancora nel mirino dei ladri. Venerdì sera una coppia di colombiani si è introdotta in un appartamento in via Don Milani, ma sono stati scoperti e messi in fuga dai condomini, presi poco dopo dai carabinieri. Io ero andata da mia figlia che abitava qua davanti, vengo a casa, dopo un'ora mi hanno fatto il macello, portato via tutto. Che ora era? Allora, verso 6:30, 7. Erano le 6:30 anche venerdì. Fortuna ha voluto questa volta che nella terrazza accanto vi fosse una condomina di 57 anni e giù in giardino il marito con un'altra persona. I ladri non hanno così avuto scampo. Al grido al ladro, i malviventi sono scesi di corsa, trovando in giardino il signor Michele Nastasi e un altro condomino che hanno cercato di fermarli. In quel momento in via Don Milani transitava una pattuglia dei carabinieri in Borghese. Era in corso infatti un servizio di controllo del territorio, perché gli stessi condomini avevano segnalato la presenza di persone sospette. A confermarlo un altro residente. Diversi sono stati i furti in quartiere negli ultimi mesi. Da giugno ad oggi è la terza volta che succede. C'è stato il famoso furto di quest'estate fatto mentre i proprietari di casa erano all'interno dell'abitazione e la signora era in doccia e il signore era in salotto. Gli ultimi piani so che hanno tentato tante volte. Quindi usando la pensilina? La pensilina o la porta aperta? Perché purtroppo anche la porta non è sempre chiusa. A casa di Letizia Cattelan sono arrivati 10 anni fa i ladri usando la pensilina come scala. Sono scappati lo stesso dal balcone, hanno fatto tutto il giro del giardino, hanno saltato e sono andati fuori nel parcheggio della lì. I due malviventi saranno fermati alla fine dai carabinieri dopo un inseguimento a piedi. Si tratta di due colombiani di 26 e 28 anni. Nella fuga hanno lasciato cadere questo cacciavite e una pinza di precisione a scatto. Erano avvolti dentro fogli di giornale. Addosso i militari hanno trovato anche dei guanti. I due sono stati denunciati per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Una zona comunque tranquilla, dicono i residenti. Tutti i condomini comunicano tra di loro attraverso i giardini, separati da un muretto alto poco più di 1 metro. Diversi gli appartamenti che negli anni hanno installato telecamere private. Mi fa impressione quelli col piano terra, io sono al primo, il piano ammezzato mi spaventa che si infilino. Torniamo nel Padovano adesso perché è in collegamento, eccola qua, la nostra Valentina Visentin insieme a Cristian Roque Allende da Padova città per tornare a parlarci di emergenza abitativa per gli studenti universitari che ritornano in tenda. Vedo anche un ospite. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno da Padova, dal quartiere Portello, quartiere universitario per eccellenza, dove vedete alle mie spalle tantissimi studenti universitari. Oggi di fatto inizia il nuovo anno accademico e con il nuovo anno accademico la questione dell'emergenza abitativa, perché dopo le proteste di maggio che abbiamo seguito con tantissimi studenti in tenda davanti a Palazzo Bo per puntare l'attenzione non solo sulla mancanza di alloggi ma anche sul caro affitti per gli studenti, con stanze introvabili e quelle che si trovano con prezzi spropositati. Purtroppo nulla è cambiato e quindi oggi pomeriggio gli studenti torneranno in tenda. Qui con me c'è Domenico Amico, che è rappresentante degli studenti UDU, che sulla scia nazionale sta portando a Padova questa protesta. Sì, non è cambiato nulla da maggio. I prezzi sono sempre gli stessi, se non aumentati, diminuiti del 12%. Parliamo di sempre 400 euro al mese per una stanza singola. Di alloggi non ne abbiamo visti, ci avevano promesso il governo e le istituzioni, ci avevano promesso 8.000 posti letto entro l'inizio dell'anno accademico. Ebbene, oggi siamo all'inizio e questi posti letto non ci sono. Dinanzi a queste false promesse siamo costretti anche a tornare con le tende davanti all'università per ribadire nuovamente la necessità di affrontare questo tema. Gli studenti e le studentesse non riescono ad oggi a potersi permettere questi affitti con questi prezzi, non riusciamo a reggere, le istituzioni dovrebbero garantirci delle residenze che al momento non ci sono, e se ci sono sono private da 500-600 euro, comunque economicamente insostenibili per noi. Siamo dinanzi anche al periodo in cui la spesa è cara, tutta la vita universitaria è aumentata a livello di prezzi, noi non reggiamo più da questo punto di vista. Rischia di diventare un'università per pochi, per chi se lo può permettere, anche lo slogan delle manifestazioni, delle mobilitazioni che abbiamo visto in questi giorni. Anche se gli numeri aumentano qui di iscrizioni, di immatricolazioni, si torna un po' al periodo pre-pandemia. Fortunatamente l'Università di Padova sta assumendo tanto prestigio a livello italiano e sta crescendo e sta vedendo tantissimi fuorisede arrivare in questa città, quindi stiamo crescendo a livello di immatricolazioni. Ma che futuro stiamo garantendo a questi studenti fuorisede? Un futuro in cui non sanno effettivamente in questo mese se riusciranno a trovare casa, e qualora non trovassero casa perché non possono accedere a quei prezzi, cosa faranno? Saranno costretti ad abbandonare anche gli studi. Ebbene, qui bisogna anche capire che c'è la necessità di investire anche nell'immediato. Settembre-ottobre sono i periodi dove tutti gli studenti e le studentesse tornano a lezione, vivono le aule universitarie, gli spazi universitari al 100%. E da una parte c'è sicuramente tantissima gioia nel tornare a vivere questi spazi, dall'altra c'è tanta preoccupazione perché non sappiamo effettivamente se c'è garantito il futuro qui in questa città. E poi c'è il tema delle borse di studio, anche lì i numeri non corrispondono all'effettiva necessità degli studenti. La borsa di studio è l'unico mezzo per gli studenti che non riescono ad affrontare economicamente la vita universitaria per poter sopravvivere. 6.000-7.000 euro all'anno che servono per coprire l'affitto, coprire le spese e vivere una vita dignitosa. Ebbene, siamo la regione d'Italia con più idonei non beneficiari alla borsa di studio. L'altro giorno, anche se ne è discusso in Consiglio Veneto, l'assessore al bilancio ha dichiarato che ci sono circa 5.000 idonei non beneficiari in tutta Italia, 3.200 solo nella regione Veneto, di cui a Padova 1.995. Stiamo parlando di numeri disastrosi. Gli studenti e le studentesse non hanno ricevuto la borsa di studio l'anno scorso e la preoccupazione è che non la riceveranno anche quest'anno e che saranno obbligati o a trovare lavoro o a disiscriversi dall'università e perdere la vita universitaria, la vita accademica, ma anche la vita sociale in questa città. Universitari che sono una parte consistente della città di Padova, una città nella città, visto insomma il numero di studenti che popolano le diverse facoltà, e quindi di conseguenza il loro benessere incide anche su quella che è la vita di Padova. Queste le loro necessità. Oggi seguiremo la protesta quando gli studenti monteranno le tende davanti a Palazzo Bo e passeranno proprio la notte davanti all'università. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite. Naturalmente, come dici tu, seguiremo e poi daremo conto nei nostri telegiornali della sera di questa ennesima protesta degli studenti. Adesso noi torniamo alla cronaca, andiamo a Spresiano nel Trevigiano con gli aggiornamenti sulla morte di Andrea Toffoli, una morte sul lavoro che ha caratterizzato, ha funestato la giornata di sabato. Le indagini sono in corso, la dinamica appare chiara. Sotto sequestro il semi-rimorchio che ha causato
provocato il trauma fatale al 48enne. Nelle prossime ore le determinazioni dello Spisal arriveranno naturalmente in procura. La sponda posteriore del camion è calata su Andrea Toffoli come una mannaia senza lasciargli scampo, mentre l'uomo era accovacciato per delle operazioni di pulizia sul retro del mezzo. È una dinamica chiara quanto letale, quella che stanno ricostruendo i tecnici dello Spisal supportati dai carabinieri, talmente chiara che non è detto che sul corpo del 48enne di Arcade venga effettuata un'autopsia. I rilievi e gli incartamenti sull'incidente alla ditta Canziana di Spresiano saranno trasmessi in procura nelle prossime ore. È lì che verranno definite eventuali ipotesi di reato e iscritti nel registro possibili indagati. Di certo la strada dell'omicidio colposo sembra tracciata. Sotto sequestro risulta solo il semirimorchio, non la motrice del mezzo. Ci sono però diversi punti da chiarire. Innanzitutto capire perché il portellone del camion si sia chiuso improvvisamente, se per caso siano ceduti i perni. Resta il fatto che ancora una volta la Marca piange un'altra vittima sul lavoro a poche settimane dalla tragedia di Cadiraio a San Polo di Piave. Per i sindacati la misura è colma, servono più controlli e quindi stanziamenti ad hoc, dice la CISL. Dove prendiamo le risorse? Io credo che oltre a fare debito pubblico ci sia bisogno di interrogarsi se non si debba fare finalmente una seria lotta all'evasione fiscale che consenta di investire risorse nuove e fresche proprio per potenziare i servizi, i controlli, il numero degli addetti. Troppa frenesia sui posti di lavoro, accentuata nel post-Covid, analizza invece la CGIL. C'è proprio la necessità di intervenire su quella che è la cultura nei luoghi di lavoro e su quella che è l'esigenza di accompagnare anche i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro, che non si trovino da soli a dover affrontare una tipologia, un'attività e i rischi che questa attività comporta, insomma. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, ritorneremo tra poco per parlare anche di inquinamento dell'aria. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questo lunedì 2 ottobre. Ben ritrovati. Allora proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Padovano, torniamo su quel caso che ha destato grande commozione, quello di una donna che prima di morire per un tumore ha incaricato il marito di pubblicare una lettera di addio sui social, su Facebook, dopo la sua scomparsa, per salutare tutti gli amici con toccanti parole, quelle della padovana Maria Luisa Pavanello. Ha voluto salutare tutti con una lettera d'addio pubblicata sui social per raggiungere familiari e amici. Maria Luisa Pavanello, moglie di Maurizio Francescon, storico direttore della Confesercenti di Padova, ha incaricato proprio il marito di pubblicare il suo messaggio solo dopo la morte sopraggiunta a causa di una grave forma tumorale. Una lunga lettera per salutare ma anche per ringraziare la vita che, seppur breve, le ha regalato gioia, amore e amicizie. Sono parole, quelle scritte da Maria Luisa, che hanno il sapore di un ultimo abbraccio che consola chi rimane. Che dire, la vita è bella, corta ma tanto bella e va vissuta in ogni suo momento, quelli felici e quelli meno, prendendoci tutto quello che ci può essere dato. Scrive ringraziando la famiglia e anche tutta la comunità medica che l'ha assistita e curata in questi anni di malattia. Spero di aver aiutato qualcuno in questi anni, magari con un briciolo di consiglio, con una battuta, chiude Maria Luisa Pavanello, salutando la vita e tutto quello che le ha donato. Davvero una storia molto toccante questa di questa donna. Adesso noi voltiamo pagina, andiamo a quelle che sono le novità, ne parlavamo poco fa, del famoso trimestre anti-inflazione con i supermercati, i negozi, anche le farmacie che hanno aderito e che stanno per applicare una serie di sconti ai prodotti di prima necessità che servono naturalmente alle famiglie. Il nostro quesito del sondaggio di oggi verte proprio su questo. Vi stiamo chiedendo se avete già iniziato a risparmiare, se vi siete insomma accorti di qualche novità. Eccolo qua, in questa spesa con bolino anti-inflazione, se avete visto che insomma vi conviene oppure no, da Padova il nostro Federico Fusetti ha raccolto delle informazioni che dicono che in realtà molti vogliono aderire tra i punti vendita, ma si stanno ancora organizzando. La maggior parte
parte appunto dei negozi che bloccheranno gli aumenti per 3 mesi su alcuni prodotti, come concordato col Ministero, non hanno ancora fattivamente applicato queste agevolazioni, visto che il via libera è arrivato praticamente da poche ore. Sentiamo. Si chiama trimestre anti-inflazione ed è un accordo raggiunto tra alcune catene di negozi di beni di prima necessità come supermercati ma anche farmacie e il Ministero del Made in Italy. Lo scopo è quello di bloccare i prezzi per 3 mesi o meglio bloccare gli aumenti. Hanno aderito in molti, migliaia di punti vendita, soprattutto per generi di prima necessità. Però abbiamo fatto un giro qui a Padova in alcuni supermercati e farmacie. L'accordo scattava da ieri, domenica 1 ottobre, l'accordo è stato firmato un paio di giorni prima, ancora molti punti vendita che non sono attrezzati, mancano gli adesivi per le vetrine, mancano le segnalazioni all'interno dei negozi, quindi diciamo che almeno a Padova questa iniziativa deve ancora partire veramente. C'è molta voglia di aderire, l'abbiamo sentito anche in questi negozi, però serviranno ancora alcuni giorni per attrezzarsi. Decine le catene di supermercati, anche le più piccole, che hanno confermato l'adesione, come Despar, Eurospar, Interspar, Famila, Conad, Coop tra le altre, e molte farmacie e parafarmacie. Aspiaga, ad esempio, ci ha confermato che aderirà con tutti i punti vendita, ma i tempi sono stati troppo stretti per partire regolarmente. La firma è del 28 settembre, rispettare il via da domenica 1 ottobre, troppo complicato sul piano logistico. È un accordo che viaggia tutto online, quindi i negozi devono produrre il materiale di comunicazione, applicare le locandine con i colori della bandiera italiana sulle vetrine tra gli scaffali, e per questo in molti casi serviranno altri giorni. Noi abbiamo visitato 5 supermercati di varie marche, alcune farmacie, tutti partiranno tra poco. Non esiste un elenco di prodotti specifico sui quali verranno bloccati gli aumenti, ma saranno decisi da ogni singolo operatore. Prodotti di prima necessità, alimentari e non, articoli per l'infanzia e per la cura della persona. E dunque bisognerà aspettare, lo avete sentito, per stare a vedere se davvero queste agevolazioni ci saranno, in che termini e se sarà un sostegno adeguato alle famiglie. Intanto vedo collegato in diretta, lo ringrazio, Alessandro Manera, buongiorno, vice sindaco di Treviso, ben ritrovato. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora Manera, l'abbiamo chiesto questo collegamento perché sono partite le misure antismog nella Marca in queste ore, ma un po' in tutti i capoluoghi del Veneto si cerca di correre ai ripari di una situazione che sappiamo essere cronica, purtroppo, quella dell'inquinamento dell'aria. Immagino che questa estate prolungata stia facendo bene anche alla qualità dell'aria, nel senso che c'è chi si muove in bicicletta con mezzi alternativi e poi nessuno ha ancora acceso nessun tipo di caldaia, riscaldamento, per cui questo naturalmente è un beneficio. E però proprio oggi sul Sole 24 Ore si parla di smog con limiti oltre naturalmente il consentito in 58 città, allarme da Monza a Padova con il Veneto che purtroppo tende a peggiorare. Questi sono i dati naturalmente su quello che è stato l'inverno scorso. Come vi siete attrezzati e come è stata questa partenza delle restrizioni, che possiamo immaginare anche piuttosto blanda, visto che appunto ancora questa stretta necessità di fare attenzione non c'è? Sì, partiamo dall'ultimo quesito. Allora sì, effettivamente in questo momento vediamo alle mie spalle, vediamo che tipo di giornata abbiamo, le temperature sono estive e quindi sicuramente i riscaldamenti domestici non influiscono molto sulla qualità dell'aria e ancora siamo a dei valori molto bassi. È chiaro che come sempre la polizia locale cerca di fare anche una certa informazione ai cittadini, perché sì, certo noi l'abbiamo comunicato, però magari non tutti sono stati così attenti e cerchiamo almeno nei primi giorni di fare più un effetto comunicativo. È chiaro che partiamo sempre dal presupposto che queste dinamiche di ordinanze ci vengono date dalla Regione, che a sua volta le recepisce dall'Unione Europea, in quanto tutto il bacino padano è in infrazione, quindi nessuno ci può fare niente. Spesso sento amici, anche cittadini, ma in generale tante persone che cercano di spiegarci cosa bisogna fare o non bisogna fare. Purtroppo l'Unione Europea su questo è molto chiara, ci ha richiesto
per non fare delle infrazioni molto più forti, delle ordinanze anti-smog che ci arrivano tramite la regione, quindi non è che ci possiamo far molto. A queste peraltro vorrei sottolineare sono collegate le famose 6 domeniche ecologiche di cui stiamo stabilendo il calendario. Ecco, tra l'altro proprio nei giorni scorsi nella provincia di Treviso c'è stato anche il tavolo tecnico zonale, no? su questo tema. Che impressione ha anche dei provvedimenti nei comuni minori? Perché poi, come al solito, l'occhio è puntato sui capoluoghi, ma poi c'è tutta la cintura urbana, nel vostro caso, che dovrebbe attivarsi. E un pochino negli ultimi anni si è riusciti anche in questo senso. Certo, allora teniamo conto una cosa importante, la norma è obbligatoria per i comuni sopra i 30.000 abitanti, quindi diciamo noi ci cadiamo dentro in maniera importante e attorno a noi nessun comune sopra i 30.000 abitanti, però la centralina di riferimento è quella di via Lanciari di Novara, quindi per assurdo se non applicano delle ordinanze alla fine Treviso è penalizzata in quanto la centralina insiste anche su di noi, è un po' un paradosso, però devo dire la verità, negli ultimi anni cambiata anche quella che è la sensibilità dei cittadini che capiscono l'importanza della qualità dell'aria. Praticamente tutti i comuni con Termini hanno applicato ordinanze mutuando la nostra perché non sono andati a crearne una diversa, che è comune più o meno in tutto il Veneto, tranne delle eccezioni che noi abbiamo tenuto aperte. Per esempio noi abbiamo inserito una pausa dell'ordinanza nel periodo natalizio perché abbiamo l'assurdo che non abbiamo, tranne uno adesso, ma non abbiamo grandi centri commerciali all'interno del comune di Treviso, quindi rischiavamo di bloccare la movimentazione dentro Treviso, di spingere i cittadini verso l'esterno, verso negozi che non sono presenti a Treviso, quindi in questo periodo è bloccata, ma anche qualche altra limitazione che noi abbiamo tolto in quanto era praticamente anacronistica. Tra l'altro negli ultimi tempi, negli ultimi anni ci sono state anche delle proteste perché i veicoli coinvolti in queste ordinanze sono di categorie che un tempo non erano comprese naturalmente nei divieti, nelle limitazioni, e c'è chi come al solito dice attenzione a non penalizzare chi non ha le risorse per cambiare il mezzo. Sì, infatti questa è stata una battaglia che Treviso ha portato avanti anche in regione, appoggiati peraltro dalla regione da questo punto di vista, perché è chiaro che se tu vai a bloccare fino all'Euro 4, diesel compreso, prendi il 70% dei veicoli e soprattutto prendi i veicoli più vecchi che di solito sono in mano a persone magari che non hanno disponibilità economica di comprarsi un Euro 6, e quindi questo è veramente un paradosso, anche perché vorrei sottolineare una cosa. Allora, negli ultimi anni è vero che abbiamo tanti più sforamenti del PM10 in alcune giornate, ma la media annuale si sta abbassando anno dopo anno. Questo per due motivi. Primo perché soprattutto i riscaldamenti domestici ormai tutti prendono caldaia a condensazione, c'è pochissimo riscaldamento basato sulla legna, diciamo sul vegetale, quindi anno dopo anno stiamo migliorando. Ma anche perché c'è una rottamazione chiaramente generale delle macchine e man mano la cambi, prendi una macchina più nuova. E da dire anche che i cittadini onestamente assumono dei comportamenti molto più rispettosi, per esempio non bruciano legname all'esterno, girano molto di più in bicicletta, anche perché vediamo la nostra estate prolungata ce lo consente, e queste secondo me sono anche le questioni di buon senso che ci possono portare a un miglioramento dell'aria. Detto che se non piove per 4 o 5 mesi, come è successo a cavallo dell'anno scorso, possiamo fare quello che vogliamo, ma non è che possiamo smettere di respirare, anche perché noi non abbiamo industria pesante e neppure agricoltura intensiva, quindi non è che possiamo fare poi tanto. Tra l'altro lei ha sempre detto che il traffico, le auto, i mezzi in circolazione incidono quel che incidono sui dati dell'inquinamento dell'aria, no? Sono proprio le caldaie e i sistemi di riscaldamento in generale, soprattutto in quelli che sono i complessi più vecchi, più vetusti, a pesare in questo senso. Beh, ma questo onestamente, allora non è che lo dicevo io, ma in generale anche tutta una scuola di pensiero anche 3-4 anni fa. Poi è avvenuto purtroppo un fatto drammatico, è stata la pandemia, in cui abbiamo bloccato tutte le auto, non solo quelle in limitazione fino all'Euro 4, abbiamo bloccato tutto, e si è visto che nel mese di marzo del 2021 e del 2020 gli sforamenti erano superiori a quelli avvenuti negli anni in cui c'era circolazione libera, quindi in tutto il resto del periodo storico. Questa dimostrazione che il riscaldamento domestico ha parità di piovosità che incide di più. Ed è tanto vero questo che noi negli ultimi 5 anni ormai abbiamo investito quasi 1 milione di euro complessivo per il bando caldaie, che va sempre tutto esaurito, perché se non cambi le dinamiche all'interno del riscaldamento domestico non puoi far nulla. Tieni conto, Lina, che ci sono 2 punti fondamentali. Tu puoi
cambiare il sistema di riscaldamento e quindi emettere meno, oppure fare quello che ha fatto anche il 110%, che è rendere le case sempre più energeticamente sicure, quindi che hanno bisogno di pochissima energia per riscaldarsi e raffreddarsi. Quindi questi sono due fenomeni che ci porteranno a un miglioramento dell'aria. Chiaro che lo dico ancora, se non piove, guardate, nella pianura padana è molto difficile che non ci siano sforamenti. Esatto, e poi si rischia di trovarsi con la solita, con il solito dubbio se sospendere i panevin oppure no, per esempio all'Epifania, no? Guardate, l'anno scorso veramente a malincuore, lo sappiamo, era un periodo in cui c'era un'inversione termica, c'era nebbia praticamente tutte le mattine, avevamo una qualità dell'aria pessima legata al fatto che c'era l'inversione termica e secondo me, ripeto, a malincuore, perché tutti noi godiamo di andare al Panevin, lo facciamo fin da bambini, quindi è una tradizione, sentiamo nostra, il sindaco ha fatto quella scelta che però, posso dire la verità, i cittadini hanno capito, cioè la gente poi capisce, quando gli spieghi bene, gli dici che non lo fai per filosofia o per un partito preso, diciamo, di pensiero, eravamo in una condizione d'aria veramente pessima in quel momento e purtroppo il sindaco ha dovuto fare quell'ordinanza che io ho appoggiato assolutamente, quindi, però ripeto, tutti i cittadini capiscono se le cose vengono spiegate. Ecco, quindi adesso siamo tuttora in un momento di stato di grazia, mi pare di capire, per quanto riguarda i dati dell'aria, o no? Sì, sicuramente in questo momento non stiamo parlando di stato emergenziale. Il problema sarà quando le temperature arrivano la mattina a 5-6 gradi e di giorno verso i 10. Se, ripeto, non c'è una piovosità costante, allora lì i riscaldamenti ricominciano a fare il loro effetto. C'è da dire anche che c'è un monitoraggio importante su quello che è l'effetto del 110%, cioè tutte queste abitazioni vecchie, diciamo, datate, in cui è stato fatto un certo tipo di lavoro di isolamento termico, vediamo quale sarà la risposta dal punto di vista di inquinamento. Ecco, esatto, perché anche questo dovrebbe servire e poi con l'andare del tempo abbiamo visto le direttive europee e il prendere piede delle auto elettriche potrebbe essere naturalmente anche in questo senso positivo. Certo, ormai il parco auto, però lì si vanno a sostituire sempre di solito mezzi vecchi, quindi diciamo che vai a sostituire direttamente la fonte del male. È sicuramente un dato importante. Qui c'è un trend di crescita delle auto elettriche o ibride vere, non il mild hybrid, cioè ibride vere. Importante anche perché ormai le policy delle aziende, soprattutto delle aziende, prevedono che tu debba avere un'auto elettrica o ibrida, quindi pian piano la sostituzione del parco auto va in quella direzione. E vediamo quale sarà l'effetto, cioè io sono estremamente positivo a questo punto di vista. Dobbiamo sempre ricordarci che sostenibilità, che è un concetto importante, non vuol dire diventare dei talebani dell'ambiente, vuol dire fare i passi corretti per bilanciare l'effetto economico della società rispetto a quello che è il fattore di inquinamento. Non possiamo spingerci e dire domani mattina tutti a piedi, perché no, questo non è possibile, perché danneggi l'economia a tal punto che fai l'esatto contrario di quello che ti aspettavi e quindi è un fattore, la sostenibilità, esattamente incrociare quello che è il fattore ambientale a quello del fattore economico-sociale importante. Senta, ieri invece è stata una giornata da tutto esaurito a Treviso con le tante manifestazioni che c'erano e molto afflusso di visitatori. Il sistema su cui voi spingete, quello di lasciare la macchina il più possibile al fuorimura, ha funzionato? Sì, sta funzionando, perché anche lì è una questione di aver spiegato alle persone. È inutile che vieni in centro e giri mezz'ora, perché è una città murata, a quei parcheggi lì, non è che noi stiamo per realizzare uno a Vittoria, ma è una cosa, Piazza Vittoria, ma è una cosa un po' complessa da realizzare, ma quello è la bellezza della nostra città, che è una città storica, quindi se tutti vengono nella nostra direzione, chiaramente anche dai comuni contermini, quella è una limitazione. Peraltro noi suggeriamo di muoversi in bicicletta, specialmente con giornate come ieri, perché ti godi di più la città, sei in salute perché pedali, e poi parcheggi esattamente dove vuoi andare, perché abbiamo tante rastrelliere vicino ai luoghi di visita. Però è stata una giornata stupenda e non ci sono stati problemi di nessun tipo. Benissimo, allora grazie Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, buon lavoro e speriamo di essere anche un pochino fortunati, naturalmente, come diceva lei, sul fronte del meteo per affrontare un inverno con un'aria più piacevole. Certo, io suggerirei anche, visto che domenica prossima cominciano le fiere di San Luca, che da noi sono un'attrattiva importante, se il tempo tiene, di attrezzarsi in bicicletta, che anche con i bambini fa bene fare una sgambata. Bravissimo, grazie mille allora, grazie e buon lavoro.
Noi andiamo avanti con le nostre notizie, parliamo di immigrazione, perché il sindaco di Venezia, no ecco mi fermo perché vedo inquadrata Vanessa Banzato con il suo ospite in diretta da Bassano del Grappa, parliamo di viabilità appunto che fa il paio con quello che dicevamo col vice sindaco Manera, c'è un problema di strada chiusa all'altezza della rotatoria di Marchesane con un rischio per il traffico piuttosto consistente e vedo inquadrato anche l'assessore ai lavori pubblici Zonta. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Lina e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Questione viabilità sul piatto, lavori pubblici pure, perché appunto ci troviamo proprio in mezzo al cantiere della nuova rotatoria che si sta realizzando a Marchesane di Bassano del Grappa. Mi trovo assieme all'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta. Perché è vero che i lavori stanno andando avanti, solo che è stato chiuso un flusso di traffico dalla parte nord-sud. Di conseguenza le macchine possono solo accedere da sud a nord e il traffico verrà deviato in altre strade. Ci vuole spiegare intanto, assessore, buongiorno, come verrà strutturato il tutto? Beh, innanzitutto buongiorno a voi, qui ci troviamo, come hai ben detto, nel mezzo della rotatoria di Tre Ponti. Questa è quest'asta che va verso Marchesane, doveva essere già chiusa dal mese di luglio, poi dobbiamo ringraziare l'impresa che ha fatto di tutto e di più per cercare di tenerla sempre aperta. Ora siamo arrivati a due lavorazioni cruciali, una è la chiusura della rotatoria che vedete dietro di me, l'asfaltatura del lato sud della rotatoria stessa, che permetterà poi di riaprire il senso da sud verso nord. È un'operazione che richiederà qualche giorno, intorno a una settimana, 10 giorni. Dopodiché probabilmente la chiusura sarà invertita, cioè ci sarà il flusso da sud verso nord e chiusura il nord verso sud, questo per fare l'altra parte di rotatoria che si trova a est della stessa. Ecco, sono due chiusure che erano ampiamente previste, la ditta che sta all'impresa le ha limitate al minimo possibile, questo anche per non dare disturbo alle auto, alla situazione viaria, di questo gliene siamo grati. Purtroppo lavoriamo su strada e qualche volta c'è anche qualche necessità. Ecco, da sud a nord di conseguenza non si può più accedere per il momento, in via ovviamente temporanea. Le macchine dove ne saranno deviate? Beh, sono deviate sulla deviazione di via della Ceramica, cioè dal semaforo di Marchesane, si gira a destra e si va sulla via Aldo Moro, che è la via del Terzo Ponte, che fra l'altro in caso di ingresso a Bassano è la via obbligatoria per arrivare in centro città. Infatti la preoccupazione maggiore è legata proprio a questa deviazione verso via Aldo Moro, già intasata soprattutto nell'ora di punta, lo sappiamo benissimo, per la chiusura del ponte in una direzione. Che cosa c'è da aspettarsi? La gente, gli automobilisti soprattutto, sono preoccupati? Ma diciamo che sostanzialmente a livello di flussi su via Aldo Moro rimangono più o meno gli stessi, perché prima si doveva arrivare alla rotatoria di via Palladio per poi andare giù in via Aldo Moro. Qui invece si incrocia direttamente da via della Ceramica, cosa che molto probabilmente l'automobilista che veniva da Nove Marchesane lo faceva già prima, per evitare questo giro vizioso sulla rotatoria di via Palladio, che è un po' un punto critico della viabilità. Per cui non ci attendiamo grossi scossoni, se non quello chiaramente di abituarsi un po' tutti per questi giorni a frequentare via della Ceramica. A proposito, un'ultima battuta, tempi? Beh, i tempi, come ho detto prima, sono intorno a una settimana, 10 giorni questa situazione, poi probabilmente a seconda delle decisioni della ditta può invertirsi il blocco del flusso, oppure avere un po' di giorni in cui ha doppio senso e ritornare bloccato in futuro. Questo dipende dalle lavorazioni e come l'imposta l'azienda, ce lo saprà dire questo nel giro di questa settimana. Bene, Lina, per il momento è tutto, io ti ricedo la linea.
Grazie a Vanessa Banzato, grazie all'assessore ai lavori pubblici. Allora, tra pochissimo andremo di nuovo anche dal nostro Christian Arboit, che si collegherà da Susegana, perché ci sono delle novità anche in quel caso relative al trattamento patito da una dipendente che è andata in infortunio. Nel frattempo che Christian si prepara, vi leggo velocemente una notizia battuta dall'ANSA, perché sapete che a Torino si sta svolgendo il Festival delle Regioni, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha citato il Vajont. Siamo a pochissimi giorni dall'anniversario, dai 60 anni della tragedia del Vajont nel Bellunese. Lezione terribile e indimenticabile, così l'ha definita il Presidente Mattarella, lezione di quanto sia importante la tutela del territorio, e dunque così il Presidente della Repubblica. Abbiamo parlato poco fa dell'infortunio mortale occorso sabato in una cava a Spresiano a un operaio rimasto purtroppo ucciso dopo essere stato colpito dalla sponda di un autocarro. Adesso torniamo dal nostro Christian, che vedo collegato, è di fronte all'Electrolux di Susegana, dove i sindacati denunciano il trattamento subito da una dipendente. Christian con Nicoletta Rizzetto, a te la linea di nuovo, Christian. Sì, Lina, mi trovo qui all'esterno dell'Electrolux come l'RSU, Augustin Breda, lo conoscete tutti, RSU della FIOM, c'è poi Paola Morandin, sempre RSU della FIOM, Paola Brunetta, RSU Wilm, e per l'RSU della Wilm anche Scott Bobka. Cos'è successo questa mattina all'Electrolux? È successo che gli operai si sono riuniti per un'assemblea per valutare un caso specifico, un caso che riguardava un'operaia che recentemente ha avuto un infortunio e che in busta paga si è ritrovata amarissima sorpresa. Quale, Breda? L'azienda gli ha dato una sanzione, tolto i soldi dalla busta paga, perché accusandola di essersi infortunata e quindi dandogli la colpa dell'infortunio, cosa che non ho memoria che sia mai successa in questi termini, e che ha fatto sì che la reazione prima della RSU e poi dell'insieme ai lavoratori in assemblea sia stata quella di una protesta dura, diciamo con cortei interni alla fabbrica, perché serviva un segnale molto forte che dicesse che quell'infortunio l'operaio non se lo cerca, può capitare, non se lo cerca, e l'azienda deve tutelare, capire perché accadono i fatti e intervenire perché non accadano più. Questo è stato il tipo di protesta che abbiamo fatto. Ovviamente presenteremo anche i dovuti ricorsi ai livelli preposti, anche esterni, ma di sicuro non poteva che esserci una protesta di questo tipo, molto dura, perché è inaccettabile ciò che la direzione ha pensato di fare con questa lavoratrice ed rischia di essere un precedente molto problematico. Quindi un corteo di fatto spontaneo, blocco relativo della produzione, adesione anche massiccia, Morandin, e non sono mancati momenti di tensione con i vertici aziendali. Un'adesione molto alta, abbiamo fatto mezz'ora di assemblea per spiegare la situazione e poi abbiamo proposto lo sciopero. I lavoratori hanno espresso la solidarietà alla nostra collega unendosi allo sciopero, abbiamo fatto un corteo interno alla fabbrica, siamo passati anche per gli uffici in modo da spiegare alla direzione che noi questa cosa non accettiamo e che andremo anche avanti. Abbiamo anche chiesto esplicitamente alla direzione di togliere la sanzione. I lavoratori hanno risposto molto bene, hanno capito molto bene qual è il problema e qual è stato anche l'attacco da parte della direzione su questo infortunio. Siamo stati tutti uniti, abbiamo fatto un'ora di sciopero e abbiamo fatto il giro della fabbrica. Ecco, il tema della sicurezza è un tema prioritario. Qui all'esterno dell'Electrolux c'è un timer molto significativo, giorni senza infortuni 21. In realtà questo timer non tiene conto dei soggetti esterni alla fabbrica, delle cooperative esterne, perché
poche settimane fa vi abbiamo dato conto tra l'altro di un infortunio molto grave capitato ad un operaio di una ditta appunto in subappalto. Brunetta, la situazione è grave e soprattutto, diceva Breda, qui rischiamo di creare un precedente e non va bene. Rischiamo di creare un precedente e abbiamo apprezzato la sensibilità dei lavoratori che ci ha seguito nell'ora di sciopero, hanno apprezzato anche la modalità dello sciopero, quindi passando dagli uffici dirigenziali, facendo notare i lavoratori che non hanno capito il problema grosso che si sta creando in Electrolux, che sono rimasti a lavorare, quindi siamo passati anche nella fabbrica nuova sollecitando anche i lavoratori a seguirci, anche quelli che erano rimasti a lavorare. Scott Bobga, la sicurezza sul lavoro non è un optional, deve essere una priorità e tutti devono fare parte di questa partita. Sì, la sicurezza del lavoro è una cosa importante che non possiamo fare finta che non esiste e l'azienda deve continuare a rendere sicuro i lavoratori nelle fabbriche, perché visto che stiamo facendo guadagnare anche soldi all'azienda e devono apprezzare il fatto che la nostra vita è importante. E c'è una cosa che voglio dire, voglio ringraziare tutti i colleghi nostri, tutti i lavoratori che sono venuti fuori, anche quelli che non hanno avuto coraggio di venire, che la lotta non finisce qua. Oggi tocca a un'altra collega, domani può essere uno di noi, che è una cosa che dobbiamo sempre essere uniti per combattere queste cose che non avvengono più, perché noi penso che a parte dei dirigenti dell'azienda siamo anche importanti nella fabbrica dove lavoriamo noi. Grazie Bobga, grazie a tutti, grazie a Augustin Breda. Tra l'altro con Breda più o meno un mese e mezzo fa, nemmeno eravamo qui fuori, c'era la protesta del caldo che non è ancora finito perché è stata un'estate lunghissima, anche l'estate, anche il caldo incide sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Voi sciopererete anche oggi pomeriggio, quindi la protesta va avanti per questo fatto specifico, in 10 secondi. Sì, la protesta va avanti, anche oggi ci sarà nel secondo turno lo sciopero che equilibra lo sciopero di questa mattina. Il problema dello stress, che è un problema serio, che è dettato sia dalle condizioni di lavoro esterne, temperature e quant'altro, ma anche dai comportamenti che la struttura aziendale ha, perché quando si spinge il lavoratore oltre il necessario a essere veloce e chiedere sempre una prestazione maggiore, si rischia appunto alla fine anche di farsi male. Grazie, troppa frenesia quindi. Grazie davvero Morandin, grazie Brunetta, grazie a Bobka che è già ritornato al lavoro, grazie Breda dall'esterno dell'Electrolux. È tutto con Nicoletta Rizzetto. Lina, ti restituisco la linea. Grazie a te Cristian, grazie a Nicoletta per questo racconto dell'ennesima mobilitazione, l'avete visto all'Electrolux di Susegana, che è una realtà produttiva storica naturalmente della marca trevigiana. Allora noi andiamo qualche istante in pubblicità nuovamente, torniamo tra pochissimo con altre notizie. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo lunedì. Prima di procedere con ospiti e servizi vi ricordo il quesito del nostro sondaggio di oggi che riguarda il cosiddetto trimestre anti-inflazione. Allora, questa spesa con bollino anti-inflazione che dovrebbe partire in queste ore, l'avete già sperimentata? Avete effettivamente risparmiato? Per rispondere di sì, come sempre, 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Poi questa sera nel corso di Ring vedremo qual è stata la vostra opinione, la vostra esperienza, insomma, in questo sondaggio davvero importante per capire come sta andando questa iniziativa che dovrebbe dare un po' di ossigeno alle famiglie, alle prese con un'inflazione che lo sappiamo molto elevata. Allora abbiamo un nuovo ospite collegato, saluto e ringrazio Beppe Castellano, giornalista e paziente emofilico. Buongiorno Beppe, grazie per la tua presenza. Grazie. Allora, ti ho chiesto di essere presente, di aprire questa finestra perché nei giorni scorsi all'ospedale di Castelfranco Veneto si è celebrato il 50° di fondazione del Centro per la cura dell'emofilia.
C'è stata l'inaugurazione anche di una targa e di un bassorilievo dedicato a una figura storica di quella struttura, il professor Agostino Traldi, che evidentemente ha dato il via a nuove cure, nuovi trattamenti per i pazienti che hanno questo genere di problematica, e quindi c'è stato un convegno scientifico. Poi tra poco sentiremo anche quella che è stata la testimonianza del primo paziente del dottor Traldi, che racconta appunto come ha vissuto questa svolta che hanno portato le nuove cure. Ma ti chiedo da collega e poi anche naturalmente da diretto interessato di spiegarci cosa significa convivere con l'emofilia. Diciamo che oggi è molto più semplice convivere con l'emofilia perché ci sono nuove cure, nuove terapie, cura no, terapia è più esatto dirlo. Ai nostri tempi, diciamo, il mio collega emofilico, penso che si chiami Paolo Malaguti, che è stato il primo paziente del professor Traldi, allora a Modena, ai nostri tempi era molto più dura, insomma, e ne portiamo ancora le conseguenze, perché molti per i problemi articolari, le emorragie articolari sono stati provati duramente, insomma. Quelli della mia generazione una volta non c'era nulla praticamente per fermare l'emorragia, c'era solo un po' di sangue, poi è arrivato il plasma e poi sono arrivati i fattori della coagulazione ricavati dal sangue. Oggi c'è tantissime altre terapie oltre i plasma derivati, ma diciamo che una certa generazione come la mia ha passato veramente diciamo decenni di sofferenza e di invalidità anche. Molti hanno avuto grossi problemi. Quindi... Beppe, perché ricordiamolo, allora l'emofilia significa che si produce una perdita di sangue che non si arresta, l'incapacità di cicatrizzare anche quello che è un trauma anche piccolino, così? Esatto, manca nel nostro sangue un fattore della coagulazione. La coagulazione è un sistema a cascata formato da più enzimi che si chiamano fattori della coagulazione. A noi ne manca uno, a noi dell'emofilia A manca il fattore ottavo, a quelli dell'emofilia B manca il fattore nono, sono molto più rari di noi, quindi mancando un gradino di questa scala salta tutto il sistema che attiva le piastrine, quindi un taglio facendosi la barba a noi dura ore e ore, mentre a chi ha la coagulazione normale in 2 minuti si ferma, insomma. Ecco, e poi immagino ci sia anche il tema delle emorragie interne che naturalmente rischiano di avere conseguenze molto più drammatiche. Esatto, soprattutto appunto le emorragie articolari che se no ai nostri tempi appunto non era praticamente possibile fermarle se non via via negli anni con il plasma derivati eccetera, ed era veramente dura e fonte di tantissimi dolori molto forti, cioè, quando arrivavano, adesso è molto più semplice anche per noi fermarle in tempo, ma quando arrivavano erano veramente settimane anche di dolori fortissimi. Ecco, Beppe, ti fermo perché allora oggi da Torino il presidente Mattarella, qui siamo sul sito del Corriere, ha ricordato l'importanza del servizio sanitario nazionale, siamo al Festival delle Regioni, patrimonio da difendere. Qui nel titolo del Corriere vediamo anche che c'è l'accenno all'autonomia che Mattarella ha ribadito che è nella Carta, ma il sistema sanitario nazionale anche per i pazienti come voi ha un'importanza e si è andato migliorando in questi ultimi anni perché c'è
molta più attenzione, e ricordiamo anche che, visto che è gratuito, davvero i pazienti emofilici sono quelli, sembra brutto da dire, però è così, sono quelli che costano di più, perché tutti gli interventi hanno bisogno di una serie di accorgimenti eccetera maggiori rispetto a un paziente naturalmente che non necessariamente va incontro a complicazioni eccetera, quindi c'è un'attenzione importante anche del sistema sanitario nazionale nei vostri confronti. Sì, oltre agli interventi che diciamo in questo momento per la maggior parte sono per esempio delle protesi alle varie articolazioni, può essere un ginocchio, un'anca, una caviglia, insomma, perché sono ormai rovinate le ripetute emorragie. Ci sono anche i farmaci più moderni che costano tantissimo. Per esempio ci sono molti di noi, abbastanza, sono un 20% di emofilici che nonostante i prodotti, i fattori della coagulazione che ci sono, sia plasmatici che ricombinanti, hanno gli anticorpi contro il fattore che manca. Quindi anche immettendo il fattore, gli anticorpi in automatico lo distruggono. E quindi ci sono nuovi farmaci anche per loro che costano però, la terapia in un anno costa intorno ai 400-500 mila euro. Quindi anche questo, cioè per vivere una vita abbastanza normale, i costi sono questi purtroppo. Noi, alcuni di noi che si curano ancora con il fattore ottavo plasmatico, tra l'altro che anche questo è stato un grande traguardo che ha raggiunto il professor Traldi, ha creato il conto lavorazione, cioè il plasma dei nostri donatori volontari, periodici, gratuiti e non a pagamento come succede negli Stati Uniti o in alcuni stati dell'Europa, vengono conferiti alle industrie, vengono trasformati non solo in fattori ottavo, nono, ma anche in tantissime altre medicinali che non servono a noi ma a tantissime altre malattie, soprattutto malattie rare, parlo dell'immunoglobulina per esempio, e i prodotti finiti ritornano al servizio pubblico, restano sempre di proprietà delle regioni e dello Stato. Quindi io quando mi faccio un fattore della coagulazione, quello che faccio io plasmatico, costa 200 euro per unità, me ne faccio 2-3 al massimo, quindi fate un po' di conti, insomma 600 euro, ecco, quindi non è tantissimo rispetto ai nuovi medicinali che giustamente coloro che hanno questi anticorpi devono fare, altrimenti tornano indietro di 50-60 anni. Certo, quindi pensiamo a quanto importante è. Allora io adesso chiederei alla regia di proporci proprio il contributo la testimonianza di Paolo Malaguti, che come dicevamo è il primo di fatto paziente trattato con la nuova strategia, le nuove terapie introdotte proprio dal professor Agostino Traldi. Sentiamo. Ricordo la mia immobilità, la disperazione dei miei genitori nel vedere un bambino che a 6 anni non camminava più da 2 anni, e la loro determinazione a rischiare anche la mia vita, perché questo si trattava, perché nel 66 tagliare un emofilico voleva dire correre un rischio altissimo, ma la loro volontà di rischiare il loro figlio ma ottenere per lui una vita migliore. Quindi la parola chiave di questa scelta loro è stata coraggio, il coraggio che hanno avuto per rischiare, per migliorare. Fortunatamente anche dopo un'esperienza drammatica, perché allora diciamo che 60 anni fa, 57 anni fa non c'erano farmaci, non c'erano concentrati, non c'erano emoderivati, c'era solo esclusivamente plasma fresco e non c'era nessuna esperienza precedente, essendo stata la prima volta in Italia, però dopo tanta sofferenza si è usciti
vincitori da questa esperienza, che ha fatto da start a tutta una serie di miglioramenti partiti dal professor Traldi, che poi ha portato a Castelfranco Veneto, per la cura ortopedica degli emofilici, che sappiamo tutti dal punto di vista ortopedico è il loro problema principale, quella dell'artropatia. Tutta Italia, grazie a questa prima esperienza, poi è arrivata qui, perché su 6.000 emofilici italiani si calcola che almeno 4.000 siano passati da Castelfranco Veneto almeno una volta, e a usufruire di questa esperienza innovativa che poi si è perfezionata in tutta Italia. Ecco Beppe, un ultimo commento a questa testimonianza e il fatto che noi appunto ci abbiamo tenuto a dare uno spazio per sottolineare i 50 anni di questo centro e l'attenzione che pone verso i pazienti. Paolo è stato qua proprio la settimana scorsa in occasione del 50esimo insieme a tantissimi altri compagni, fratelli siamo ormai, perché abbiamo vissuto insieme anche i ricoveri, tutto quanto qua a Castelfranco Veneto, e dalla sua storia, dalle loro storie eccetera sta nascendo anche un libro che verrà piuttosto ponderoso, perché ci sono tantissime storie di vita, di medici, di pazienti, di sofferenze, di morti anche, perché noi abbiamo affrontato anche negli anni '80, quando si importavano il plasma derivato esclusivamente dall'estero, abbiamo affrontato anche il contagio da AIDS. Quindi molti di noi, soprattutto quelli che non avevano la possibilità di curarsi a Castelfranco, dove l'incidenza di questo virus è stata bassissima, proprio perché si usavano i plasma derivati dei nostri donatori e non di quelli a pagamento, quindi altamente a rischio. Molti di noi non ci sono più, tanti amici, compagni, fratelli, perché noi ci consideriamo fratelli di sangue tra noi, ma anche con i nostri donatori veneti, italiani, eccetera, che ci hanno sostenuto con il loro dono in tutti questi anni. Quindi sabato scorso, della scorsa settimana, è stata veramente anche una grande festa per tanti che sono arrivati dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Campania, da Roma, da tutto il nord Italia, dall'Emilia Romagna, dappertutto, perché venivano qua, adesso un po' meno ovviamente, perché con le varie terapie anche presso i propri ospedali, i propri centri emofilici si vedono di meno, ma quando ci si ritrova è come una rimpatriata di una vecchia caserma. Insomma. Certo. Beppe, grazie anche per la tua di testimonianza e per la sottolineatura di quanto è importante donare il sangue. Dobbiamo chiudere, abbiamo il tempo risicato. Grazie infinite per questo collegamento. Grazie a voi, grazie mille. Allora, noi dobbiamo chiudere, abbiamo detto. Vi ricordo stasera Ring con ospiti Alberto Villanova della Lega, Andrea Zanone del PD, Sabrina Pignedoli, europarlamentare dei 5 Stelle, Giuseppe Montuori dei Fratelli d'Italia. Dalle 22:25 col nostro vice direttore si parlerà di Vaillant con Adriana Lotto, presidente dell'associazione Tina Merlina. Avete visto prima tutto schermo, adesso in sovraimpressione il sondaggio, continuate a telefonare. Vi ricordo adesso il meteo e a seguire il film Per la vecchia bandiera, un western di André de Toth. Subito dopo la fine della guerra di secessione il capitano David Porter viene destinato a presidiare una sperduta guarnigione del Texas, decide di portare con sé la giovane moglie. Porter deve guardarsi dalle manovre di Belfour che sfrutta i coltivatori di cotone, e quando scoppia la rivolta il capitano è costretto a intervenire. Quindi western e avventura e belli scenari. Grazie ad Alberto Piovesano e Fabio Falliero in regia. Ci vediamo per i telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo.
La tendenza per l'inizio della settimana sarà per una conferma dell'anticiclone e dunque del bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 2 ottobre. Sul Veneto splende sempre il sole, sarà infatti una giornata all'insegna di un cielo limpido o al massimo velato. Vediamo anche le temperature che non avranno particolari variazioni rispetto ai giorni scorsi. Il clima sarà molto mite con valori minimi tra 11 e 18 gradi, massimi tra 24 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, su tutti i settori la grafica ci mostra un cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime sui 15-18 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende anche in questo caso una giornata soleggiata e particolarmente gradevole, con temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime invece intorno ai 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.